scusate l'ardire di un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte e quando si affaccia un balcone va tenemente, mentre arracquati il roso vi ammiro di rimpetto. Signore, che bella cosa, quante spanite calze e reggipetto. Vostro marito Cosimo Pellecchia è veramente un uomo fortunato. Che bella mogliettina s'è trovato, con i suoi 70 anni e forse più. Signor, scusate una curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O coraggio supportare un marito e che l'età? Come? Vivete solo per i fiori? Signora mia, facetemi un favore, spiegatemi sto fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà, signor, ve lo dà. O coraggio supportare un marito e che l'età, un marito e che l'età. Signora, mi ha detto il portiere che voi strimpellate la chitarra, per questo prendete lezioni ogni dì puntualmente da quel giovanotto che arriva con lo strumento, una suonatello giorno, davvero è un gran diletto. Però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo mangiato Cosimo Pellecchia, oltre al riposo non pretende niente, si fa un'orina a letto ed è contento, mentre voi solfeggiate sul sofà. Ah, mo capisco un fatto come va, chi ve lo dà, chi ve lo dà? O coraggio supportare un marito e che l'età. Certo la vita è dura e in ogni cuore ci sono dei momenti di dolore, e tutti i giorni a papà solleva. Arriva il professore e ve lo dà, signor, ve lo dà, ve lo dà. O coraggio supportare un marito che l'età, un marito e che l'età. Ah signor, se un giorno per combinazione il professore manca la lezione, fatevi solo un segno e là per là il sottoscritto arriva e ve lo dà, signor, ve lo dà, ve lo dà. O coraggio supportare un marito e che l'età.